Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Ancora violenze a Palermo, pestaggio omofobo con calci e pugni ai danni di un gruppo di giovani a 2 passi dal Teatro Massimo. Piazza Armerina scossa dopo l'aggressione razzista di una donna somala. A colpirla una banda di ragazzini. Sui trattori protestano gli agricoltori. Da Palermo a Sciacca chiedono sostegni per i danni subiti per la siccità, la peronospera e i costi delle produzioni alle stelle. Danneggia anche l'inutilizzabilità del lago Arancio. Da venerdì i primi pagamenti dell'assegno di inclusione. La Sicilia è la seconda regione italiana per numero di richieste. Dopo la Campania, quasi tutte le domande provengono da chi percepiva il reddito di cittadinanza. A Messina, anziani in massa negli uffici del sindacato non sanno come fare dopo che l'azienda sanitaria gli ha chiesto di pagare esenzioni dal ticket non corrette. Una pretesa inaccettabile e incostituzionale, secondo la CISL. A Catania, montati sulla circonvallazione, i primi dispositivi di fotocamere e autovelox entreranno in funzione tra un mese. Tanti applausi nella 3 giorni messinese per il musical Rapunzel. Strepitosa la prova di Lorella Cuccarini. Calcio, 2 giorni alla partita di Rimini per il Catania. I rossazzurri mercoledì in campo per la semifinale di Coppa. In campionato continua il bel momento del Messina, che sconfigge anche il Taranto. Bentrovati, ancora un'aggressione del branco nel centro di Palermo. In 12 hanno accerchiato e picchiato 6 ragazzi dopo averli offesi con ripetute frasi omofobe. È solo l'ultimo episodio di una violenza immotivata. I cittadini chiedono sicurezza, ma i controlli sembrano colpire quasi esclusivamente i commercianti. Maglio Viola. Non solo violenza legata alla movida, ma anche aggressioni a sfondo omofobo in una Palermo sempre più violenta per futili motivi o per motivi d'odio. 6 giovani sono stati accerchiati e picchiati da un branco di 12 bulli a pochi passi dal Teatro Massimo nel pieno centro della città. I giovani, che erano appena usciti da un locale e stavano passeggiando, sono stati prima insultati con frasi omofobe e poi aggrediti e picchiati. 2 delle vittime sono riuscite però a scappare e chiedere aiuto ad una pattuglia di polizia. All'arrivo delle forze dell'ordine gli aggressori si sono dileguati, ma prima hanno minacciato di morte i malcapitati. Se raccontate tutto alla polizia torniamo, sarebbe stato il contenuto delle minacce. È solo l'ultimo episodio di violenza gratuita in un territorio che sembra sempre più Far West. Niente militari per arginare il fenomeno. I pochi che sono stati dispiegati a Palermo collaborano con la polizia ferroviaria e operano nei pressi della stazione centrale, ma non nelle aree della movida. Proprio nelle zone della movida ieri in mezza giornata sono state raccolte 500 firme in un gazebo allestito in fretta e furia nei pressi di una chiesa. Firme con le quali gli abitanti del centro storico chiedono più controlli e più sicurezza. Ma intanto i controlli si scontrano con i commercianti a Mondello, zona dove si vuole spostare la movida. La polizia chiude il locale da ballo ex Arena, ma il titolare insorge e parla di amarezza perché tutto è in regola e contro il sequestro annuncia presenterà ricorso. L'aggressione razzista a Piazza Armerina nei confronti di una donna somala, picchiata da una banda di giovanissimi. La vittima ha il setto nasale fratturato. Il sindaco: ho trovato una donna provata e spaventata. Lorena Dolci. Mi ha raccontato che si stava recando presso una sua abitazione e a un certo punto è stata, ha incrociato un gruppo di ragazzini che hanno iniziato a rivolgerle epiteti di ogni ordine. A quel punto lei probabilmente, questo non me lo ha detto, ha cercato di difendersi in un modo o in un altro, fino a quando poi si è sfociato appunto in un'aggressione fisica. Il racconto affidato al sindaco di Piazza Armerina è quello della donna somala di 38 anni aggredita per strada sabato sera. Con un pugno le hanno fratturato il setto nasale, lasciandola in una pozza di sangue.
sangue. Il branco di giovanissimi, forse tutti minorenni, sono già stati individuati. Un ragazzo di 17 anni sarebbe già stato interrogato. La donna ha una prognosi di 15 giorni e si trova ancora all'ospedale, dove il primo cittadino le ha portato la vicinanza della comunità. Mi sono trovato di fronte ad una persona che era provata ed era molto spaventata. Mi ha raccontato che era arrivata a Piazza Armerina da pochi giorni in cerca di un lavoro. Evidentemente si tratta di una persona che è in Italia da diversi anni. La cosa che mi ha colpito, le ho chiesto se era madre, mi ha immediatamente mostrato la foto dei suoi figli che sono in questo momento in Africa. Una storia, una vita che quel gruppo di bulli della borghesia cittadina neanche immagina. A Piazza Armerina, un centro vivace dal punto di vista culturale, vive una folta comunità di extracomunitari apparentemente ben inserita. C'è una società di facciata che dice che è accogliente, ma sicuramente c'è una società nascosta che invece ancora ha paura della pelle o del colore diverso della pelle di qualcuno che non conosce. Agostino gestisce uno dei centri di accoglienza per minori che ha ricevuto anche la visita del presidente Mattarella. Con orgoglio ricorda che una cinquantina di giovani migranti sono stati assunti l'anno scorso da aziende del territorio, ma questo non impedisce che la convivenza sia scandita negli anni da episodi di intolleranza sfociati in aggressioni o vandalismi. In Sicilia si respira un clima assai brutto, commenta Sergio Lima della segreteria siciliana del PD. Allarma, sottolinea, questa recrudescenza di episodi di violenza mista a una sensazione di impunità. Da Palermo a Sciacca la marcia dei trattori in Sicilia. Gli agricoltori protestano anche per il fatto che sia inutilizzabile il lago Arancio, costi alti e leggi europee che penalizzano agricoltori e produttori siciliani. Marco Gullà. Agricoltori e allevatori, tutti in marcia sulla Palermo-Sciacca nel capoluogo siciliano per protestare contro le politiche dell'Unione Europea, del governo e della regione che favoriscono la vendita di prodotti non salubri a danno di quelli siciliani, dicono. Da Menfi a Palermo una protesta unanime anche per evidenziare l'inutilizzabilità che dura ormai da mesi dei 33 milioni di metri cubi di acqua del lago Arancio. La mancanza di acqua ha infatti letteralmente dimezzato i raccolti degli agricoltori dell'Agrigentino, una protesta che ha portato anche una delegazione a manifestare davanti alla prefettura di Palermo. I motivi della protesta scaturiscono dal fatto in primis dalle politiche scellerate della comunità europea nei confronti della nostra amata Sicilia, ad esempio con l'introduzione ora dell'IRPEF sui terreni agricoli che noi imprenditori agricoli e coltivatori diretti dovremmo pagare. E il problema è che la crisi ha preso tutto il comparto agricolo zootecnico, quindi direi che parliamo di tutti, parliamo dell'Europa che ci ha messi in ginocchio. Nel mio ambito, per esempio, ha autorizzato l'utilizzo dello zucchero nella manipolazione dei vini in Germania, ovviamente. Da noi è assolutamente vietato, quindi quelli possono fare il vino aggiungendo lo zucchero, mentre qua da noi si chiama sofisticazione. Nei giorni scorsi l'assessore all'agricoltura Luca Sammartino ha dato notizia della pubblicazione di un decreto per cui sarebbero previsti solo 25 milioni di euro che individua le zone interessate per far sì che i lavoratori possano beneficiare di un'integrazione salariale, misure che non basterebbero a dare sostegno a un settore in aperta crisi. Presentate per il reddito di inclusione da venerdì i primi pagamenti delle domande per l'assegno di inclusione. La Sicilia è la seconda regione italiana per numero di richieste dopo la Campania. Quasi tutte le domande di assegno di inclusione provengono dagli orfani del reddito di cittadinanza. Luca Ciliberti. Al via i pagamenti per l'assegno di inclusione, la misura rivolta ai nuclei familiari in cui ci sia almeno un componente minore, disabile o over 60 che dal 1 gennaio di quest'anno ha mandato in soffitta il reddito di cittadinanza. I primi accrediti partiranno venerdì 26 gennaio. Dei nuclei finora che hanno fatto richiesta, sulla base dei dati dell'INPS, quasi la metà si concentra in 2 regioni, come è già avvenuto per il reddito di cittadinanza: Campania con il 26,7% dei richiedenti e Sicilia con il 21,8%. Alla stregua del reddito di cittadinanza, anche per quella misura noi rappresentavamo numeri
molto alti rispetto ai livelli e ai valori nazionali. La possibilità di inviare le richieste è stata anticipata al 18 dicembre scorso. Le domande finora presentate per il supporto sono quasi 165.000, di cui accolte poco più di 68.000. Ancora il portale, rispetto alle migliaia di domande che abbiamo fatto dal 18 dicembre a oggi, ognuna delle domande risulta in stato acquisita. Di conseguenza il 26, che sarà la prima giornata di pagamento di tutte quelle istanze fatte dal 18 dicembre al 7 gennaio, non sappiamo esattamente quante di queste domande saranno accolte, quindi quanti di questi soggetti vedranno liquidarsi attraverso la carta di inclusione che dovrà essere rilasciata dalla posta il primo pagamento per la mensilità di gennaio. A Messina, anziani in massa negli uffici della CISL, dopo aver ricevuto una lettera dell'azienda sanitaria con la richiesta di recupero di esenzioni ticket che non sarebbero corrette. Una pretesa inaccettabile e incostituzionale, replicano i sindacati che invitano i cittadini a rivolgersi all'Adiconsum, l'associazione dei consumatori. Eva Spampinato. Alla CISL Pensionati di Messina continua il via vai di anziani che si rivolgono con preoccupazione allo sportello dell'Adiconsum per risolvere una questione intricata e che è piovuta sulla testa di oltre 20.000 persone proprio a ridosso delle vacanze di Natale. L'ASP messinese ha inviato richieste di recupero di esenzioni ticket per reddito non corrette che risalgono agli anni 2012 e 2013. Nella lettera si legge che il sistema tessera sanitaria ha evidenziato l'insussistenza dei requisiti necessari per usufruire di tale beneficio. Per lei o le persone a lei riconducibili a mezzo dell'autocertificazione presentata. La raccomandata non dà dettagli riguardo alle prestazioni contestate. Non sono sufficienti le informazioni che vengono fornite anche per poterle impugnare, anche se poi tanti di loro non hanno più neanche la documentazione per capire, per vedere cosa avevano fatto. La documentazione fiscale di norma si conserva per 5 anni, quindi in questo momento loro potrebbero non avere neanche le carte a domicilio per poter opporsi a questa documentazione. La sanzione richiesta inoltre è 2 volte, anche 3 volte maggiore dell'importo del ticket da pagare. C'è chi ha ricevuto 4 lettere per un importo totale da pagare entro 30 giorni di 10.000 euro. Immaginare che un anziano possa ricevere anche una nota in cui si accenna che se non si paga non si avrà neanche più diritto alle cure nel sistema sanitario pubblico diventa fortemente preoccupante e noi riteniamo che sia anche un po' incostituzionale, nonostante la norma in qualche maniera in certi casi potrebbe anche prevedere questo, però è veramente, in termini umani, è veramente fuori da ogni logica. Venerdì scorso la CISL ha chiesto un incontro all'ASP e ancora non ha ricevuto risposta. Ai cittadini dice: verificate la corretta richiesta rivolgendovi all'Adiconsum CISL. Catania, dopo la morte di Chiara, il comune completa l'iter per installare T-Red, fotocamere a infrarosso, e autovelox sulla circonvallazione. Montati i primi dispositivi che entreranno in funzione tra un mese. Il vice sindaco La Greca: servono a fare rispettare le regole. Tonino De Mana. T-Red e autovelox per mettere un freno a chi scambia la circonvallazione di Catania per un circuito di Formula 1, mettendo a repentaglio la propria vita e quella degli altri. Il sacrificio di Chiara Adorno, la studentessa originaria di Solarino, travolta ed uccisa sulle strisce pedonali sul viale Andrea Doria, non è stato vano. Completata la trafila burocratica, entreranno in funzione tra un mese i nuovi dispositivi di sicurezza, T-Red e autovelox appunto, che copriranno tutta la circonvallazione da ogni nannesima, con l'obiettivo di fare rispettare i limiti di velocità e di conseguenza di ridurre il tasso di mortalità. Ne è convinto il vice sindaco di Catania Paolo La Greca, che, statistiche alla mano, sottolinea che con i 30 km all'ora gli incidenti mortali si riducono al 5%, a 50 km all'ora salgono notevolmente, ma comunque rimanendo all'intorno del 50%, quindi la minore velocità è una garanzia per la sicurezza dei pedoni. Parola d'ordine: sicurezza e soprattutto rispetto delle regole. Sono strumenti quindi che serviranno soltanto a fare rispettare l'attuale codice della strada. Intanto è in stand-by il progetto del sovrappasso nei pressi della cittadella universitaria, che sembrerebbe non convincere del tutto gli addetti ai lavori. Teatro, nei giorni che precedono la festa della patrona di Catania, rivisitato in una nuova sede, torna il dramma sacro Agata, la Santa Fanciulla. 20 attori in scena per raccontare una storia di fede e di coraggio che fa riflettere anche sul dramma della guerra. Adelaide Barbagallo.
Il martirio di Sant'Agata, la ferma volontà di salvare il suo tesoro, la guerra. A Catania torna lo spettacolo Agata, la Santa Fanciulla, in una sede inedita, la chiesa San Nicolò l'Arena, la più grande della Sicilia. Un dramma sacro con 20 attori in scena, li vediamo durante le prove dello spettacolo, che narra quanto descritto negli atti del martirio, facendo inoltre muovere sullo scenario dei terribili bombardamenti che colpirono Catania durante lo sbarco alleato fatti e personaggi immaginari come il cavaliere Pennisi, che difende il tesoro assieme a una suora. La gestazione dello spettacolo non è stata facile, ha spiegato lo scrittore e regista Giovanni Anfuso, ospite di Buongiorno Sicilia. Trarre un testo teatrale dagli atti del martirio è come dare ad un drammaturgo il dispositivo di una sentenza e dirgli: fanne uno spettacolo. Tratto dagli atti che aveva anche in qualche modo edito Monsignor Zito, il compianto Monsignor Zito. Emozionata Cecilia Guzzardi, che per la prima volta interpreta Sant'Agata. È un'emozione, è emozionante essere Agata, ma è emozionante anche per la forza del personaggio di Agata. Agata vive in un'epoca pagana e, affermando di credere in un unico Dio, si mette contro l'autorità rappresentata dal proconsole Quinziano, che non tollererà il rifiuto della fanciulla di sacrificare agli dei. Il direttore dello Stabile di Catania, Luca De Fusco, nominato alla guida del Teatro di Roma tra polemiche e politiche. Un balletto di incarichi che potrebbe coinvolgere anche Palermo. Luca Ciliberti. Lo scontro a Roma apre il balletto delle poltrone nei teatri di Catania e Palermo. Il caso contestato della nomina di Luca De Fusco alla guida dello Stabile di Catania dal 2002, spostato in questi giorni nella capitale per volontà della maggioranza politica di governo, scopre la casella nella direzione artistica dello storico ente etneo. La nomina di De Fusco, fortemente contestata dall'opposizione e da una parte degli artisti, potrebbe essere bloccata dai ricorsi in atto. Per una complicata partita di giro ricostruita nei giorni scorsi sul quotidiano La Sicilia, il balletto delle nomine riguarderebbe non solo il Teatro di Roma, ma anche di altri importanti enti culturali nazionali. In questo complicato puzzle rientra anche il Teatro di Palermo, attualmente guidato da Pamela Villoresi. Secondo voci romane, se la nomina di De Fusco dovesse trovare un muro invalicabile nella capitale, potrebbe trovare spazio come direttore proprio al Biondo di Palermo, dove è in scadenza Pamela Villoresi, con l'ipotesi, già in passato ventilata, di creare un unico grande teatro regionale di Sicilia che unisca i due stabili di Palermo e Catania. A Catania, apparentemente, tutto tace. Il presidente del CDA dello Stabile etneo, Rita Gari, attende atti formali. Poi partirà la caccia al nome in sostituzione di De Fusco. Tra quelli che sono circolati in questi giorni ci sono i registi Giovanni Anfuso, Guglielmo Ferro e nelle ultime settimane anche la sorella Francesco Ferro, poi Giuseppe Di Pasquale e Orazio Torrisi. Tutti nomi noti al teatro etneo. Ma come sempre l'ultima parola spetterà alla politica. Da Palermo a Roma il dialogo è già in corso. Tanti applausi nella 3 giorni messinese al Teatro Vittorio Emanuele per il musical Rapunzel, trasposizione moderna di una celebre fiaba dei fratelli Grimm. Strepitosa la prova di Lorella Cuccarini nei panni della zia Matrigna. Francesco Triolo. 3 giorni di sold out e tanti applausi per la versione musical di Rapunzel, l'opera dei fratelli Grimm, portata sul palco del Teatro Vittorio Emanuele con una strepitosa Lorella Cuccarini a vestire i panni della zia Matrigna Goethel, autentica protagonista della storia. Una trasposizione moderna della fiaba tra magia, cartoni stile gotico alla Tim Burton e l'ironia e la tenerezza dei disneyani. Per la direzione di Maurizio Colombi, che ha aggiunto elementi di originalità come divertenti fiori parlanti Rosa e Spina, il cane guardia reale Segugio, lo specchio parlante Spiegel, coscienza della giovane principessa. Ironica e divertente Lorella Cuccarini, parrucca e unghie rigorosamente corvine per calarsi meglio nel ruolo della strega a caccia dell'eterna giovinezza. Accanto a lei Silvia Scartozzoni nei panni di Rapunzel, Renato Crudo nel ruolo di Phil, un ladro scanzonato e giocherellone dal cuore generoso che si innamorerà della principessa della torre. Effetti speciali d'impatto, cambi di scena d'effetto che hanno incantato tanti bambini ed anche più grandi, con l'happy end che richiama in chiave moderna la fiaba classica.
Facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio l'avvicinamento alla semifinale di Coppa Italia del Catania e la seconda vittoria consecutiva in campionato del Messina. State con noi. Il TG con il calcio, 2 giorni al match più importante del momento in casa a Catania, con i rossazzurri che mercoledì giocano a Rimini. Sul mercato alcune cessioni non concretizzate bloccano eventuali nuovi arrivi. Marco Carli. La nevicata di Picerno è il passato, il Catania si concentra sulla Coppa Italia, obiettivo primario designato dal club e da Lucarelli, perché il passaggio del turno e l'eventuale finale col Padova spalancherebbe le porte ad una maxi preparazione da affrontare a partire da marzo verso play-off che partirebbero dal primo turno nazionale, a patto ovviamente che i patavini mantengano le prime 3 posizioni della classifica nel proprio girone e che il Catania non scenda in zona play-out. Troppi ragionamenti, meglio procedere partita per partita e l'andata della semifinale allo Stadio Neri ha un grande valore. Si gioca con partite appunto di andata e ritorno, con la seconda gara già fissata a Catania il prossimo 28 febbraio. Lucarelli è pronto a lanciare dall'inizio di Carmine, probabilmente con Peralta alle spalle. Tutto sarà deciso, compresa l'ipotesi di difesa 3, negli allenamenti che precederanno immediatamente la gara. Intanto il Rimini, contrariamente al Catania giocato in campionato, il suo allenatore paragona i rossazzurri ad un gigante. Incontriamo un'altra squadra molto, molto forte, di blasone. In questo momento oltretutto non ha giocato per causa neve lì a Picerno, quindi arriveranno anche senza i 90 minuti sulle gambe. Sappiamo il mercato che stanno effettuando, ecco, troviamo un gigante. Capitolo mercato. Il Benevento aspetta il Catania per Tejo, il procuratore ha anche una richiesta dal Palermo. Si deve per forza chiudere per un portiere. Per il resto, Grella attende che si sblocchino le cessioni. Oltre a Bocic, che sarà piazzato in prestito, al momento Rocca, Marsura, Ladinetti, Rizzo e Mazzotta possono partire, ma alcune trattative sono bloccate e restano in stallo. Dopo la vittoria di ieri contro il Taranto, il Messina ha 3 punti di vantaggio sulla zona play-out. Buona prestazione dei giallorossi che sabato prossimo saranno impegnati nella trasferta di Torre del Greco contro la Turris. Sergio Colosi. La possibile svolta in 8 giorni, da Caserta al Taranto, con tante similitudini. Il Messina ha vinto entrambe le partite contro avversari in lotta per un posto in B, interrompendo 2 serie utili. Di 6 risultati quella dei pugliesi, di 12 dei campani, senza subire reti e svoltando in classifica fino ad una zona di parziale tranquillità. Buona prestazione dei giallorossi che a fine gara hanno ricevuto i complimenti dal tecnico Modica per la 4ª vittoria negli ultimi 7 incontri, con una media di 2 punti a partita. Sapevamo di incontrare una squadra che fino adesso ha fatto non bene, di più, veniva da risultati importanti, hanno qualità, giocano bene, hanno vinto un po' di partite in trasferta, hanno queste ripartenze che sono per loro micidiali, coprono bene il campo, quindi era una partita molto difficile. La squadra ha fatto una grande prestazione, una prestazione di gruppo, una prestazione dove i ragazzi sono stati dentro la partita sempre. Abbiamo fatto un primo tempo divino, abbiamo sbagliato qualche cosa, ma ci sta nell'ordine della gara. Sabato prossimo, con inizio alle 20:45, sfida salvezza in Campania contro la Turris. Il Messina attende novità dal mercato. In partenza Buffa e Tropea. In caso di richieste andranno via anche Ragusa e Cavallo. Si cercano un difensore e una punta centrale. E noi ci fermiamo qui, il prossimo appuntamento alle 20, grazie e buon pomeriggio.